Al calar della sera, esauste e in preda a una crisi di panico, se la sono vista brutta le 8 ragazze di nazionalità tedesca, di cui 6 minorenni con età compresa tra i 12 e i 16 anni e 2 accompagnatrici di 24 e 29 anni, recuperate dai tecnici di Eli Soccorso lungo il sentiero CAI 487, che dal torrente Maè, in comune di Val di Zoldo, si inerpica per non semplice traccia verso il bivacco Tovanella, dove il gruppo intendeva trascorrere la notte. Attorno alle 20:20, a 1,5 km dalla destinazione, stanche e impaurite in prossimità di alcuni tratti particolarmente esposti, le ragazze non se la sono sentita di proseguire e hanno allertato la centrale del 118. Falco ha quindi individuato il gruppo a 1600 metri di quota e caricato a bordo una delle accompagnatrici e 2 ragazze particolarmente scosse per trasportarle alla sede del soccorso alpino di Longarone affinché fossero visitate dal personale medico. Il resto del gruppo, inizialmente intenzionato a proseguire nonostante la difficoltà dell'itinerario e il calare del buio, attorno alle 22:10 ha richiesto nuovamente l'intervento dei soccorritori, questa volta con il coinvolgimento dell'elicottero di Treviso Emergenza, che con 2 viaggi ha ricondotto l'intera comitiva a Longarone. In serata altri 2 alpinisti polacchi erano stati recuperati da Falco mentre percorrevano la storica via alpinistica Solleder-Lettenbauer sul monte Civetta, in comune di Alleghe. I 2, perduta la traccia di salita e assicurati a una sosta di fortuna, sono stati individuati dai soccorritori a 2900 metri di quota per poi essere recuperati con l'uso del verricello e riportati al sottostante rifugio Tissi in buone condizioni.